7 colpi in poco più di 3 giorni fra Friuli e Veneto orientale. A metterli a segno sarebbero stati 4 albanesi con precedenti e molti alias che entravano nelle case utilizzando la cosiddetta tecnica del buco nell'infisso. Con la punta di un trapano a mano facevano un buco nei pressi della serratura e quindi con un ferro modificato giravano la maniglia di porte o finestre per entrare indisturbati. Agivano di notte e spesso con i proprietari di casa che dormivano tranquillamente a pochi passi da loro. Ad arrestarli sono stati i carabinieri del Nord di Latisana, dopo un'attenta attività di indagine partita da 2 furti messi a segno alla Tisanotta, frazione dove erano arrivati a bordo di un'auto rubata a San Stino di Livenza. Dal Veneto, infatti, avevano iniziato la loro attività. Siamo riusciti non solo a stabilire la connessione con altri 6 furti degli stessi soggetti, ma siamo riusciti pure a individuarne il covo, che si trovava in frazione alla Tisanotta di Aprile Marittima, e quindi a trarre in arresti 4 soggetti. I carabinieri sono entrati nell'appartamento affittato da Aprilia all'alba di venerdì, al cui interno è stata trovata la refurtiva dei colpi commessi, 2 alla Tisanotta, 1 a San Stino di Livenza, 2 a San Donà di Piave e 2 a San Giorgio di Nogaro. Nel bottino c'erano monili in oro, orologi, cellulari, capi d'abbigliamento, stecche di sigarette e 2.500 euro in contanti. L'arrivo dei carabinieri ha fermato l'attività della banda, che avrebbe continuato il raid anche nei prossimi giorni. Abbiamo forti motivi di ritenere che avevano appena iniziato la loro attività. In 3 giorni avevano messo a segno tutta una serie di colpi, mettendo a segno veramente dei colpi non solo nella bassa friulana, ma anche nella confinante regione Veneto. Quindi avevano posto la base in Aprile Marittima, come si è detto. Dopodiché si muovevano in un raggio d'azione di circa 150-200 km. Per colpire si spostavano a bordo di auto che rubavano agli stessi proprietari delle abitazioni dove agivano e che cambiavano continuamente. Volevano eludere l'attività repressiva delle forze di polizia, perché cambiando continuamente autovetture è chiaro che complicano anche il nostro lavoro.